Gentili signore e signori, buongiorno, qui dallo stadio comunale di Loreo e Gigi Patrian che vi parla per la partita del campionato di promozione girone C fra la AS Loreo e il Laguna di Venezia. Diamo lettura delle formazioni che sono scese in campo agli ordini dell'arbitro Faraon della sezione di Conigliano, che è arrivato dai signori Balestra di Rovigo e Paonati di Adria. Laguna di Venezia, numero 1 Gatto, 2 Gavagnin, 3 Visentin, 4 Gambin, 5 G Nocchi, 6 Romano, 7 Zennaro, 8 Valentini, 9 Puppin, 10 Dalcol, 11 Scaramaz, a disposizione di mister Vecchiato con il 12 Seguso, 13 Roselli, 14 Sardegna, 15 Antonello, 16 Tenderini, 17 Parolari, 18 Zanusu. Il pallone direttamente in fallo laterale. Dal col di tacco. Palla che viene giocata ancora e va adesso, c'è un fuorigioco però, fuorigioco fischiato dall'arbitro. Manca un pezzo del Polesine. L'hai detto con tanto cuore che mi stai facendo piangere. Ciao Silvano e grazie, a dopo. Adesso c'è questo lancio da parte di Puppin per Scaramal. Fischia l'arbitro questa volta, partito questo, va Guarnieri, grande pugno di Guarnieri che libera, palla adesso per Zennaro, ancora, Zennaro, prova la botta da fuori, Bresciani per Izak, va Izak, botta del Izak, e Sandro per Fabio Castadore, e adesso c'è questo fallo laterale ancora in favore della squadra loredana. E viene ammonito, direttamente espulso Scaramal, viene espulso Scaramal. Da Zena botta e Guarnieri non ha nessun tipo di problema, però la consegna a Zennaro. Una grandissima parata di Guarnieri su questa botta di Zennaro. I minuti giocati nel primo tempo sempre sul risultato di parità 0-0, parte dal col, palla dentro, Tofanello, ancora Tofanello, in vola sulla fascia sinistra con questo lancio lungo a cercare, e c'è ancora l'intervento di Gatto, Tofoletto per Tofanello, scusate. Cross giusto in area e palla giusta e golasso, grande Castadore ancora, ottima la giocata del giovane Marangon con palla che arriva a Poncina, che aveva tutte le possibilità di controllare e tirare. Poi rilancio di Guarnieri, va il Poncio adesso e c'è un fallo, è espulso, viene espulso come ultimo uomo il giocatore del Laguna del Venezia. Questo calcio di punizione, parte Zennaro, botta di Zennaro, va Castadore, palla per Poncina e il pallone che viene messo in calcio, tutti in attacco i giocatori del Laguna Venezia. Lancio lungo di Gatto e botta da fuori di Zen, recupera palla però il giocatore, c'è Gatto,
cerca di la sinistra per Vetrano, puncina ma è lungo il pallone, fa su il pallone Gatto, porta il pallone Gatto, porta il pallone e si appresta a questo rilancio lunghissimo a cercare Zanuso di testa. Zanuso di testa, c'è però Zacconella che ancora, vediamo chi parte, parte Zenaro ed è il gol dell'1-1, gol dell'1-1 quando siamo al 42esimo minuto, al 42esimo minuto. Zennaro 1-1. E c'è una grande parata da parte del portiere del Laguna Venezia e termina in questo momento la partita qui a Loreo sul risultato di parità fra il Loreo e il Laguna Venezia.